Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, piazza di Portoviro si sta abbellendo per il Natale, però oggi vogliamo sapere e capire dai cittadini di Portoviro, che onestamente sono quelli che rispondono meglio alle nostre domande, se ci stanno capendo qualcosa su questo allarmismo, nuovo virus, il virus che viene dal Sudafrica, se i vaccini vanno bene o non vanno bene, cioè se i media hanno fatto il loro dovere come si deve o seppure hanno creato una grande confusione sulla gente. Con quel nuovo virus lì io non capisco niente. Io so che ho fatto il terzo vaccino, ho fatto e penso. E spereresti di essere tranquillo? Ecco, tutti, ecco. Quelli ancora non so un po' di niente, ecco. Ma secondo voi ci stanno informando bene o? No, per me no, per me no. Allora, le risposte che abbiamo dall'Israele dicono che è un vaccino che ha poche possibilità. Dall'altra parte è un vaccino, in Italia specialmente, fa una cosa fuori dai comuni. E noi cosa possiamo dire noi? Ascoltiamo chi? I poveri comuni. Abbiamo che credere nella televisione, sa che da credere. Altrimenti... Però c'è un po' di perplessità, ci credete un po' meno. C'è un po' di confusione che non si riesce a capire. C'è da preoccuparsi. Ma secondo te ci danno delle informazioni fatte bene, messe bene o c'è un po' di confusione? È una risposta difficile. Però in ogni caso tu sei preoccupato? Abbondante, anche per la mia età. Allora, virus, paura o non paura? Paura. Ma ci stanno informando bene? Secondo te l'informazione è tranquilla oppure c'è una grande confusione? Mi fido del nostro presidente. Per me parla sempre Cecchi Paone e Bassetti, mi piacerebbe ascoltare anche gli altra versione, il contraddittorio, secondo me. Però una grande confusione c'è. Abbastanza, parla troppi e quando parla tanti che c'è sempre confusione, secondo me. È tutto qua il discorso, e il discorso è solo questo. Quando parla tanta gente, sì, è un governo che delega 1000 persone a parlare, dovrebbe essere solo lui a parlare per dire le verità. Allarmismo e tanta confusione, specialmente all'inizio. Dovevano star zitti, provare e dare il prodotto giusto al momento giusto. Invece hanno propinato di tutto di più e mangiandosi le parole. E creando confusione. Ma tanta anche. Comunque io sono super vaccinato, a posto, malato, guarito e vaccinato. Ma secondo me c'è molta confusione, nel senso forse i media sono un po' in esagerazione. Sì, un po' sul vago, nel senso secondo me ci fanno credere quello che vogliono, però a volte si può essere d'accordo, a volte no. Però secondo me l'informazione non è corretta al 100%, parlo a livello generale. Quindi alla fine è una grande confusione, la gente non ci capisce più niente. Esatto, la gente non sa cosa deve fare, se deve vaccinarsi, se non deve farlo, se c'è pericolo, questa terza dose, se è una cosa positiva da fare oppure no, non si sa. Cioè, secondo me c'è veramente molta confusione nell'informazione. Io purtroppo, se voglio lavorare, ho dovuto vaccinarmi. Io faccio l'estero e all'estero se senza Green Pass non puoi passare. Però alla fine c'è confusione o... Moltissima. Tra l'altro in Germania e Austria, che noi siamo stati la settimana scorsa e siamo rientrati in Italia, per trovare da dormire dovevamo presentare un documento che attestava che siamo lavoratori, che abbiamo i mezzi di trasporto per poter accedere all'hotel e al ristorante, no? Adesso domani mattina riparto di nuovo, devo partire con il mio Green Pass perché anche loro hanno messo tutto quanto la Germania e l'Austria in lockdown. Che dire? Grazie naturalmente ai cittadini di Portoviro che hanno risposto e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi, questo lo sapete, però invitiamo i media, noi per primi, ad essere un pochino più precisi, a non creare allarmismi come si sta creando in questo momento e speriamo di venirne fuori quanto prima. Naturalmente vi invito, io che sono vaccinato, di vaccinarvi tutti, naturalmente di adoperare la mascherina regolamentare il più possibile. Da Leandro Maggi, ciao ciao!